essere stato facile, come non è mai facile, in nessun tempo della storia, per gli 11 apostoli rimasti dopo quello che era capitato, la morte e poi la resurrezione di Gesù e la sua salita al cielo, con la promessa di camminare sempre con noi, comunque. Non deve essere stato facile cominciare un cammino senza lui vicino, presente, che con il suo stile così particolare, così unico, decideva, chiamava, parlava, viveva la sua missione. Non deve essere stato facile capire come fare quella missione senza la sua presenza visibile. C'erano problemi, sfide, inediti da affrontare. Ce li raccontano gli Atti degli Apostoli. Erano rimasti in 11, ma Gesù ne aveva chiamati 12 e quel posto vuoto interrogava. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciarlo vuoto? E man mano che uno di noi per qualsiasi ragione se ne andrà, vedremo i posti vuoti moltiplicarsi. Decisero che quel posto vuoto andava occupato e ogni posto vuoto avrebbe dovuto essere riempito. Ma come? Bella domanda. Altra questione. Quelle comunità erano comunità che si facevano notare e muovevano il cuore e la mente della gente che li vedeva per la carità, per la fraternità. Ma c'era un gruppo di persone della comunità che venivano trascurate. Le vedove povere, non ebree, le convertite. Quelle erano figlie di nessuno e gli apostoli non erano presi dalla predicazione, dall'annuncio e non avevano anche le risorse e le forze per occuparsi di queste. E allora la scelta, la domanda, chi se ne può occupare? La scelta dei diaconi. Altra questione di questa comunità: dare o non dare il battesimo ai non ebrei, ai pagani, addirittura ai romani, agli invasori che chiedevano di entrare nella comunità. E ci volle un sogno, credere nei sogni. Il sogno di Pietro che sogna la famosa tavola imbandita con piatti di tutto il mondo, compresi i cibi proibiti, i cibi immondi. La Chiesa come una tavola aperta a tutti, in cui tutti potevano nutrirsi e in cui tutti potevano portare i loro doni. Scelta non facile. Ma pensate come sarebbe stato il futuro della Chiesa se non avesse accolto la sfida di un sogno notturno, condiviso con gli altri, interrogato in comunità. E ancora, un'altra questione ci viene raccontata. Ci viene raccontato che va bene, abbiamo accettato che anche i non ebrei possano
ricevere il battesimo e far parte della comunità, ma una bella fetta della comunità pensava che avrebbero dovuto circoncidersi e obbedire a tutte le regole del buon ebreo, dell'ebraismo, così come era diventato, come si era costituito. E lo scontro fu molto 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 duro. E la scelta fu su una convergenza costruita con fatica ma con determinazione sul fatto che alcune richieste dovevano essere fatte ai convertiti non ebrei, ma che la nuova comunità era, se voleva essere libera dalla legge, pensata come regole, obbedendo alle quali si era automaticamente in pace con Dio, avrebbe dovuto decisamente alleggerire i criteri di appartenenza e condividerli, che fossero condivisibili da tutti. Francesco, nostro Papa, nostro vecchio Papa, ispirandosi anche all'esperienza di quello che ci viene raccontato negli atti, di questa Chiesa agli inizi, che allo stile con cui ha affrontato via via i problemi inediti, problemi nuovi, problemi che non avevano una soluzione di tradizione dietro le spalle, ispirandosi a questo, ha cominciato a dire con forza che la Chiesa di questo tempo e degli anni futuri dovrà imparare a vivere uno stile comunitario diverso da quello che si è costruito nei 2 millenni precedenti. Dovrà imparare a vivere la sinodalità ed è arrivato ad affermare che l'urgenza maggiore per la Chiesa di oggi è proprio imparare e adottare uno stile sinodale, perché proprio dalla pratica della sinodalità dipende il futuro della Chiesa e della sua missione. Parole molto grosse, molto importanti, non scontate. Allora proveremo a fare insieme un cammino oggi, questa mattina, in cui ci interrogheremo sul significato di sinodalità, di sinodo, di sinodo e sinodalità nella Chiesa italiana e del ruolo delle sfide che un movimento come il nostro, fatto di adulti scout cattolici italiani, può vivere dentro questo percorso di sinodalità che Papa Francesco ha fortemente voluto, aperto e a cui ha chiamato la Chiesa universale. Partiamo dalla sinodalità. Sinodalità, noi avremo sicuramente sentito in questi anni la parola sinodo, come sinodo dei vescovi, come modalità con cui i vescovi italiani, universali, eccetera, vengono riuniti. La parola sinodo nella Chiesa cattolica, nella Chiesa cattolica, è una parola che si sostanzia nella sua modalità di
si è sostanziata nel tempo, si è realizzata nel tempo come, soprattutto nel dopo concilio, come una esperienza, una chiamata dei vescovi alla collegialità, a riunirsi insieme, ad affrontare insieme alcune questioni specifiche della vita della Chiesa, fornendo al Papa, che ha la parola decisiva, che ha l'ultima parola, dei documenti, delle proposte sulle quali operare la sua scelta, le sue scelte, l'orientamento per la vita della Chiesa. Quindi per noi, per l'esperienza che abbiamo noi, che ha la Chiesa occidentale, l'esperienza della sinodalità, della sinodalità ha coinciso col termine collegialità ed è stata data appunto a una struttura sinodale dei vescovi chiamati a fare discernimento su questioni specifiche. La sinodalità di cui parla Francesco è un passo oltre questa immagine ed esperienza di sinodalità legata a un evento a tema e vissuta dal collegio dei vescovi. Sinodalità, secondo quello che ci sta dicendo ormai da anni Papa Francesco, è uno stile. Per noi scout la parola stile ha un significato ben preciso che viviamo nella nostra esperienza quotidiana. È uno stile e un metodo per essere Chiesa tutti insieme. Non è una cosa da vescovi, è una cosa che riguarda, è uno stile e un metodo che può coinvolgere con pari dignità, anche se non necessariamente con pari ruolo e responsabilità, tutte le componenti del popolo di Dio. Questa sinodalità, questa chiamata alla sinodalità, cioè a uno stile e a un metodo per camminare insieme tutte le componenti del popolo di Dio, perché Papa Francesco la definisce come condizione, come pratica da cui dipende il futuro della Chiesa e della missione della Chiesa. Perché? Perché Papa Francesco ci ricorda che non stiamo vivendo un momento di crisi come tanti altri, stiamo vivendo un cambiamento d'epoca. Un cambiamento d'epoca in cui, soprattutto per il nostro Occidente, dobbiamo riconoscere che la cristianità è sulla via della morte, dell'esaurimento di una funzione storica. La cristianità intesa come, vediamo perché l'ho scritto bene, come forma di civiltà che ha caratterizzato per secoli la vita personale e collettiva. Quella cristianità per cui Benedetto Croce diceva: non possiamo non dirci cristiani, la respiriamo nella cultura, la respiriamo nella vita civile, la respiriamo nel mondo in cui viviamo. La cristianità come l'abbiamo conosciuta è finita, sta finendo. Cominciano ad esserci intere generazioni che non hanno nessun riferimento educativo, culturale, sociale nell'esperienza della cristianità. Ma fine della cristianità non significa
fine del cristianesimo, fine della possibilità di incontrare e di testimoniare, di annunciare Cristo Gesù. Per affrontare la sfida di questo passaggio, che è un passaggio radicale, che è un passaggio estremo, un passaggio che cambia davvero la natura delle cose che viviamo, dell'esperienza che viviamo, Papa Francesco dice che non basta sentire chiamare a raccolta i pastori e ascoltare quella voce soltanto. Dice che dobbiamo allargare il campo di ascolto di ciò che delle voci di tutti i credenti, di tutti i battezzati e anche di chi non battezzato, non credente o chi si dichiara tale, vive e cammina con noi, perché la voce dello Spirito parla a tutti e va ascoltata anche attraverso quello che viene chiamato il sensus fidei, il senso della fede di cui ciascuno di noi è portatore. Il Papa sta dichiarando che lui da solo, i suoi cardinali, i suoi vescovi non sono e non possono più essere gli unici interpreti della voce dello Spirito. Occorre ascoltare la sinfonia delle voci che raccontano la loro ricerca di Dio, la loro esperienza di Dio, la loro esperienza umana, i loro bisogni, i loro desideri, i loro sogni, e decifrare insieme che cosa lo Spirito sta dicendo alle chiese. Come in Apocalisse, questo richiamo. Cosa dice lo Spirito alle chiese? Cosa ha fatto di inedito Papa Francesco per permettere l'ascolto di tutte le voci, per moltiplicare le voci che parlano, che si confrontano? Ha indetto un sinodo universale il cui argomento, il cui cuore è la sinodalità, un sinodo sulla sinodalità, un sinodo in cui, affrontando come argomento condiviso da tutte le chiese del mondo il tema di come camminare insieme per ascoltare attraverso le voci di tutti ciò che lo Spirito oggi, in questo tempo, dice alle chiese, ha aperto un percorso inedito in cui contemporaneamente il camminare insieme, il condividere un percorso, è esperienza condivisa e allargata di uno stile di comunità aperto a tutti con pari dignità, tutti con pari responsabilità di esprimere la propria voce, ma anche questo cammino allargato deve portare a mettere a fuoco, attraverso il discernimento comunitario, pratica molto cara al nostro Papa di formazione gesuitica, per mettere a fuoco e orientare le scelte della Chiesa presente e futura, perché questo passaggio d'epoca in cui la cristianità muore
ma la missione continua, trovi le strade, i mezzi, gli obiettivi per vivere questa missione, per non tradirla, per non perderla nella paura di doversi concentrare solamente sull'autoconservazione finché si può. Quindi è stato avviato un cammino che, seppure in ritardo, ha coinvolto anche la Chiesa italiana. La nostra Chiesa italiana, lo sapete forse, è partita in ritardo rispetto alle altre chiese, più volte sollecitata da Papa Francesco di non perdere il treno del cammino sinodale. Questo cammino sinodale è stato pensato in 3 fasi. Una fase di ascolto che abbiamo vissuto come Chiesa italiana nei due, a cominciare da 3 anni fa, dal 2021, fase di ascolto che ci ha visti, penso anche molti di noi saranno stati coinvolti, nei gruppi sinodali organizzati nelle diverse diocesi su tematiche le più varie che riguardavano la vita e l'esperienza di Chiesa. Da questa fase di ascolto è partita la fase successiva, che si chiama la fase sapienziale, che è stata svolta, è ancora in svolgimento in questo anno 23-24. Fase sapienziale che ha selezionato, in cui sono stati selezionati alcune tematiche specifiche, sono state approfondite, e su queste si è cominciato a chiedere ai gruppi sinodali, che hanno continuato la loro esperienza anche in quest'anno, di cominciare a evidenziare problemi rispetto ai quali è richiesta una scelta e proposte di tipo anche innovativo per superare i problemi, per affrontarli e per continuare in una modalità credibile ed efficace la missione che non si è interrotta e non si interrompe aspettando di avere un piano perfetto da mettere in atto. La terza fase per la Chiesa universale è già cominciata e noi la vivremo invece, e noi ci aggreghiamo in corsa, ed è quella di un evento sinodale diviso in 2 anni. Il primo anno di evento sinodale, cioè la prima parte di questo evento sinodale è già stata vissuta lo scorso anno e l'altra verrà vissuta quest'anno, in cui i protagonisti, i chiamati, sono i vescovi, ma anche un buon numero di laici, uomini e donne, per la prima volta con diritto di voto, con diritto di esprimere il proprio voto sugli orientamenti, sulle proposte che questo sinodo ha già elaborato in parte e di cui completerà la definizione, per produrre i documenti finali di questo lungo cammino sinodale. Questo si chiama il sinodo, inteso come evento di riunione di vescovi e laici, è un evento in cui si svolgerà la fase definita profetica del cammino sinodale, al quale abbiamo potuto anche noi partecipare sicuramente nella prima fase, e spero anche per qualcuno nella seconda fase, quella che è in atto adesso. È la prima volta
che un sinodo, un evento sinodale, avrà un documento preparatorio non preparato dai teologi, non preparato da una conferenza episcopale con i suoi esperti, ma preparato e istruito dal popolo di Dio, che comprende anche tutti noi. Quali sono le tematiche sulle quali sembra essersi incentrata in particolare l'attenzione della Chiesa universale, della Chiesa italiana in cui noi viviamo, rispetto alle sfide di questo cambiamento d'epoca, alla fine della cristianità come l'abbiamo conosciuta e l'inizio di un modo di essere cristiani, di essere Chiesa, che chiede un profondo rinnovamento. Il primo tema è la missione, una missione che non si misura, la cui efficacia non si misura nel numero di aderenti, non si misura, non si costruisce con il proselitismo, col numero di battesimi, ma è e sarà sempre più compiuta, affidata a un piccolo gregge che opera nella la missione, nella cura e nella testimonianza. Il secondo tema che è stato affrontato e che chiede risposte è sul linguaggio e lo stile della comunicazione e trasmissione della fede, in un mondo in cui siamo sempre più degli isolati iperconnessi, in cui usiamo la parola comunità per realtà dove l'esperienza comunitaria è povera o si è svuotata, davvero svuotata. Il terzo tema è il tema della formazione alla fede e alla vita. Per la prima volta, no, non per la prima volta, ma questa volta forse con più intensità, pensata questa formazione alla fede e alla vita come un accompagnamento di tutte le fasi della vita e non come limitata alla catechesi dei bambini, alla catechesi del mondo infantile. Oggi formazione alla fede e alla vita sono pensate, devono essere pensate come accompagnamento per tutta la vita, mettendo in dialogo parola e vita, fede e vita, perché l'uomo di oggi è un uomo che parte da sé, dalla sua esperienza, dai suoi bisogni, dai suoi sogni, e forse partendo da lì può alzare lo sguardo e guardarsi intorno. Il quarto tema è il tema della corresponsabilità. Noi abbiamo tutti un'età in cui abbiamo vissuto nel dopoconcilio esperienze di partecipazione alla vita ecclesiale in cui al laicato era chiesto di testimoniare, annunciare, fare apostolato nei propri ambienti di vita, di lavoro, di vita familiare, ma la Chiesa, la vita della Chiesa era cosa propria di un clero numeroso, organizzato, strutturato, forte, di una lunga tradizione di formazione e di gestione della vita delle comunità, dell'amministrazione del sacro, della gestione del sacro. Le esperienze di corresponsabilità nella vita
delle comunità tra laici e sacerdoti erano soprattutto nella forma di alcune deleghe, o di assegnazioni di collaborazione in alcuni compiti. Corresponsabilità oggi è il nome e l'esperienza che si vorrebbe dare alla vita ecclesiale, in un rapporto inedito tra laicato e sacerdoti e preti, presbiteri. Corresponsabilità non solo, responsabilità che si estende che diventa corresponsabilità nella missione, ma anche nella gestione, nella animazione della vita pastorale in una chiesa in cui il numero dei pastori sta vistosamente calando e l'età media si sta rapidamente molto alzando. E non sarà una chiamata a riempire i vuoti, ma è una chiamata a dare un volto nuovo alla vita delle comunità, perché non possiamo essere chiamati a supplire, ma siamo chiamati a vivere da laici nuove modalità di servizio alle nostre comunità, che facciano di questo servizio una forma di missione aperta al mondo, non orientata soltanto alla conservazione delle nostre piccole, spesso asfittiche comunità. E la quinta sfida, il quinto tema, è quello del cambiamento delle strutture, dell'uso dei beni della Chiesa, delle nostre comunità, che è necessario sempre, perché la modalità di distribuzione territoriale della nostra Chiesa, col numero diminuito di sacerdoti, non può restare la stessa che abbiamo sperimentato negli ultimi secoli. Le comunità invecchiano e diminuiscono e tante strutture costruite con l'apporto di tanti, con le finanze di tanti e destinate al servizio di tutti, possono non essere più gestibili, e dobbiamo decidere questa volta insieme che uso farne, perché siano e restino strutture di servizio a servizio di tutti e a servizio della missione. Ecco, queste cinque sfide richiederanno discernimento, quello che in quest'ultimo anno tanti gruppi sinodali sparsi per le nostre diocesi hanno provato a mettere a fuoco, evidenziando problemi e chiedendo e qualche volta facendo anche delle proposte, indicando delle esperienze positive che possono rappresentare un modello anche per altre realtà. A questo punto dobbiamo domandarci, mi domando e vi domando, quanti di noi qui presenti, hanno partecipato almeno una volta ad un gruppo sinodale in questi 3 anni? Tiriamo sulla manina. Qualcuno, però in un cammino che Francesco aveva voluto universale, noi che ci chiamiamo adulti, scout, cattolici, italiani, qui siamo una piccola rappresentanza, c'è un piccolo numero di persone che hanno partecipato. No problem.
no problem. Quello che è capitato a noi è capitato anche a tanta parte dell'associazionismo e del movimentismo delle nostre chiese, della nostra Chiesa, nel senso che il cammino sinodale affidato a livello diocesano nella sua organizzazione si è molto centrato sulla Chiesa territoriale fatta di parrocchie, vicariati, consigli pastorali, diocesani, parrocchiali, vicariali, di unità pastorale, eccetera, molto su questa parte, cioè questa modalità organizzativa della Chiesa, e tutto il mondo, come il nostro, del laicato organizzato in associazioni e movimenti, si è tenuto o è stato tenuto un po' in disparte. Però se il sinodo, con il relativo cammino sinodale che è stato vissuto in questi 3 anni, non è riuscito a coinvolgerci, o noi non abbiamo dato una sufficiente attenzione e disponibilità per coinvolgerci, la sinodalità di cui parla Francesco, la sinodalità a cui ci chiama Papa Francesco come laicato adulto, quella non finisce, deve cominciare a vivere, ad esprimersi nella quotidianità della vita delle nostre chiese, nella quotidianità della nostra esperienza personale e collettiva e comunitaria di credenti, di adulti. Comunque sia andata, tre elementi del cammino sinodale vissuto e della chiamata alla sinodalità, da questo momento in poi ci chiamano a una risposta attenta e responsabile. Il primo è un metodo, e a noi piace la parola metodo, vero? Noi scout amiamo la parola metodo. Nell'esperienza del cammino sinodale, dei gruppi sinodali, è stato sperimentato e adottato un metodo che si chiama conversazione nello spirito, che per chi l'ha sperimentato, che è stato un metodo di ascolto orientato al discernimento comunitario. Questo metodo, che parte dall'ascolto della parola, silenzio, ascolto, risonanza delle voci di tutti, non in discussione, dibattito, ma in ascolto delle voci di tutti i partecipanti al gruppo, diventa poi ricerca degli elementi comuni che sono emersi nell'ascolto reciproco e arriva al terzo finale momento in cui anche un solo pensiero, un solo proposito, una sola idea che abbia raccolto convergenza, unità di cuori, di mente, di spirito, diventa patrimonio comune. Questa modalità, questo metodo di ascolto, di ascolto, discernimento e sintesi, non è un metodo riservato al cammino sinodale, è una modalità di costruzione, ricerca di un pensiero comune che può essere estremamente utile ed efficace
anche nel cammino delle nostre comunità, anche nell'esperienza di partecipazione di qualche dei delegati della nostra comunità a un consiglio pastorale parrocchiale o di unità pastorale o di vicariato. È un modo di uscire dalla logica del ti dico la mia opinione, tu mi dici la tua, per arrivare a costruire un pensiero comune, una convergenza che orienti le scelte, che fondi le scelte sulla parola da tutti ascoltato e su quello che lo Spirito ha detto a ciascuno e che è stato condiviso. E guardate che questa esperienza, questo metodo è il metodo che può fare la differenza in quegli organismi di partecipazione che la Chiesa del post-concilio si è data e che non hanno funzionato, non siamo riusciti a far funzionare come avremmo voluto e avrebbero dovuto, ed era nelle speranze, perché abbiamo creduto che fossero degli organismi democratici in cui la maggioranza, si formano maggioranze e minoranze e la maggioranza decide. Nella Chiesa la Chiesa non funziona secondo il principio democratico, ma non funziona nemmeno nella delega piramidale a una autorità se non c'è dietro un pensiero condiviso, macinato, masticato, tradotto nella ricerca di ciò che unisce. Oggi la corresponsabilità da cui ci chiama Francesco chiede che rimettiamo mano agli organismi di partecipazione, però questa volta con un metodo e una consapevolezza fondati sull'ascolto, sul discernimento comunitario, che offra alla gerarchia, che nella Chiesa dice, da voce, cioè che nella Chiesa decide, perché la decisione sia frutto di un cammino istruito e condiviso, fondata su questo, e i nostri organi di partecipazione non siano dei talk show che illudono di contare qualcosa ma dimostrano che non contiamo niente. Seconda conquista, seconda cosa che abbiamo conquistato in questo cammino è la messa a fuoco di alcuni contenuti che sono le sfide di cui vi parlavo: la missione, la comunicazione, la formazione, la corresponsabilità, l'uso delle strutture dei beni. Questi temi non sono estranei alla vita della nostra comunità. Non li abbiamo affrontati dei gruppi sinodali. Pazienza, continuano e cominciano a riguardarci anche adesso, se vogliamo essere dei cristiani non solo perché fra di noi ce lo diciamo e celebriamo, ma che si sentono responsabili del cammino delle proprie comunità. E infine c'è una terza chiamata che viene fuori da questo percorso, ed è una chiamata al servizio, altra parola che ci è molto cara e che dà senso al nostro essere adulti e al nostro essere in comunità. Questa Chiesa della fine della cristianità e della nascita di un cristianesimo della prossimità e della corresponsabilità, nella fedeltà a Cristo e alla missione che ci ha affidato, ci chiede un nuovo atteggiamento di servizio alle nostre povere comunità ecclesiali. Ci chiede di non tirarci indietro. Le chiamano, queste chiamate al servizio, ministerialità.
questa parola appartiene al linguaggio ecclesiale, ma significa servizio, semplicemente, sempre e solo servizio. E ci sarà bisogno di persone che come noi sono abituate a servire e credono che ci si realizzi nel servizio, che si trovi la propria felicità, il senso della vita nel far felice qualcun altro. Persone capaci di stare in comunità e di non pretendere che il loro pensiero sia l'unico pensiero valido. Persone capaci di sfidare l'avventura di un cammino che non ha la meta certa, non ha la strada disegnata, ma chiede fantasia, creatività, tanto cuore e tanta testa. Queste 3 sfide, metodo, corresponsabilità e servizio, anche finito il sinodo e soprattutto dopo che sarà finito il sinodo col relativo cammino sinodale strutturato, queste ci riguardano. E la prossima volta che ci vedremo e vi chiederò: avete partecipato, state partecipando all'esperienza sinodale della Chiesa che si rinnova? Io vorrei tanto vedere tutte le mani alzate. Grazie Anna per il tuo intervento molto profondo. Passiamo la parola a Don Guido, che anche lui deve dire la sua, giustamente. Intanto buona giornata a tutti e anche buon cammino anche se siete seduti, perché si cammina anche da seduti, no? Ma attenzione, però, ho detto si cammina anche da seduti, non che ci si va a portare, che è un'altra cosa, no? Allora io dico prima di tutto grazie all'Anna perché ci ha illuminato, ecco, su alcune cose. Ha fatto un discorso da presidente a tutti gli effetti. No, attenzione, perché guardate che allora parliamo solo così, a vanvera. Perché siamo Chiesa noi, siete Chiesa voi? Sì. Il nostro movimento è Chiesa? Sì. Benissimo. Allora diventa importante anche questo discorso qua, no? Ecco, credo che sia importante che lo caliamo nella nostra realtà, nostra vita. Per questo ho detto ho fatto un discorso da presidente, no? Un discorso che ci coinvolge tutti, in primis noi. Allora, io non so cosa dirvi, però tento così di buttare lì alcune cose che vanno, non so, a completare forse o a creare più confusione di quello che ha detto l'Anna. Ecco, la prima cosa dico questo: sono andato alla ricerca di un santo non moderno per dire che il sinodo non è un'invenzione di adesso. Dice San Giovanni Crisostomo: Chiesa e sinodo sono sinonimi, perché la Chiesa non è altro che il camminare insieme dai greggi di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore. E Francesco è andato a prendere questa frase, questa citazione di San Giovanni Crisostomo nel 2015, quando ha fatto una commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi. Ecco, allora la sinodalità, che è già venuta fuori questa parola, non è una parola facile, è una parola che ci deve mettere in questione. Perché
come tutte le parole che finiscono in un certo modo, ecco, ci danno da riflettere e da pensare. Tutte le parole. Allora, se noi prendiamo una parola tronca, sapete quelle sono le parole tronche, no? Lo sapete, sì o no? No. Quelle che finiscono, semplifico, quelle che finiscono con l'accento, va bene? Ecco. Allora, le parole tronche, sinodalità è una parola tronca, ecco, sono destinate a indicare un'astrazione, ok? E le astrazioni non si possono abitare. Quindi le parole tronche diventano più simpatiche quando accettano l'umiliazione di trasformarsi in aggettivi, cioè di ispirare uno stile, un tratto qualitativo delle cose e delle azioni. Ecco, allora io mi fermo, a vedere un po' lo stile, a vedere questo tratto qualitativo delle cose che facciamo, delle azioni che mettiamo in atto. E ci viene a aiutare allora il sinodo, ok? Che è una parola formata da due. Sin, che è un prefisso, che vuol dire con, e odos, che significa strada. Allora, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, i cristiani sono definiti quelli della strada, quelli della via, quelli del cammino. E qui, se noi vogliamo andare a vedere il primo documento sinodale, vediamo se indovinate qual è. Gli Atti degli Apostoli è il primo documento sinodale. È da lì che noi dobbiamo imparare. Però, attenzione, siamo ancora nel periodo pasquale ed è importante capire questo. Prima si diceva, no? Ricordava Anna il discorso di questi apostoli, no? Che prima si trovavano con il maestro e poi dopo senza il maestro cosa facciamo? Ecco, qui ci dà un segno importante. Ecco, Gesù cammina con due che non hanno compreso il senso della vicenda della Pasqua e si stanno allontanando da Gerusalemme, ma si stanno allontanando anche dalla comunità. Attenzione, per stare in loro compagnia, percorre la strada con loro, li interroga e si mette in paziente ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a riconoscere quello che stanno vivendo. Attenzione, mi fermo un attimo. Riconoscere i fatti di quello che stanno vivendo. Bisogna riconoscere le cose e non per sentito dire. Il sentito dire buttiamolo fuori dai piedi. Ecco, il Papa ieri nell'udienza che ha fatto a un gruppo ha detto una cosa importante. Una cosa aiuta tanto la comunione.
ed è il parlare bene. Attenzione, parlare bene non vuol dire parlo bene italiano, tedesco, inglese, no. Dice attenzione, ciò che distrugge la comunione è il chiacchiericcio. In certi casi vale la pena mordersi la lingua. E allora alla fine dice morditi la lingua e farai un bel lavoro di unità nella tua comunità. E credo che questo vada bene anche per noi, no? E non è un metodo questo per conoscere le cose? E non è un metodo che noi mettiamo in atto nella nostra comunità per fare sinodo? O creare la sinodalità? Ma una volta che si è riconosciuto la cosa, dice con affetto ed energia annuncia la sua parola, conducendoli a interpretare alla luce delle scritture gli eventi che hanno vissuto. Non basta riconoscere, bisogna anche, dice, interpretare, e li conduce, annuncia loro la parola. La parola è lui stesso. E poi dice accetta l'invito di fermarsi presso di loro al calar della sera, cioè entra nella loro notte, entra nella loro vita, nel loro vissuto, nell'esperienza che hanno fatto. E se ne vanno perché? Perché sono delusi. Se ne vanno da dove? Dalla comunità. Perché sono delusi. Nell'ascolto però il loro cuore si riscalda e la loro mente si illumina. Nella frazione del pane i loro occhi si aprono. E quando questi occhi si sono aperti, cosa succede? Sono loro stessi a scegliere. E che cosa scelgono? Di riprendere senza indugio il cammino in direzione opposta, cioè per ritornare alla comunità. Per che cosa ritornano nella comunità? Per condividere l'esperienza dell'incontro con il risorto. Ecco, Gesù cammina, ascolta, condivide. Perché? Il cristiano non è fatto, o meglio non si fa il cristiano, perché il cristianesimo non è fatto di idee, ma è fatto di movimento, di passi, di cammini, ma non cammini solitari, perché i cristiani sono un popolo santo e fedele di Dio, perciò vivono in comunità. La Chiesa ha bisogno allora di scendere in strada, ecco una Chiesa in uscita, di fare strada, di evangelizzare sulla strada e lungo la strada. Papa Francesco ci dice una Chiesa in cammino che condivide il cammino degli uomini, e questo lo vede soltanto camminando insieme. Ecco, allora per poter vivere, per poter camminare, per poter fare
anche un diverso percorso. Ecco, prima sono partito da un'idea, cioè quello di questo santo, no, di San Giovanni Crisostomo, che è importante, ecco, rendersi conto e vedere, no. Credo, ecco, che sia importante anche rendersi conto e vedere anche altre nostre realtà più vicine. Ecco, ci sono degli aiuti che ci vengono dati, ecco, in maniera anche vera e in maniera, possiamo dire così, sapienziale. E che cosa ci viene detto? Sono andato a vedere un po' un discorso di un vescovo, del vescovo Tonino Bello, su una conferenza che ha fatto sul camminare insieme, e dice così: possiamo leggere in queste parole l'autentico significato del termine sinodalità, e dice che bisogna partire soprattutto da un avverbio che è insieme. Scrive: ogni volta che si annulla l'avverbio insieme, si annulla anche il verbo camminare. Se vogliamo perciò camminare, dobbiamo metterci insieme. Infatti, di per sé, insieme è un avverbio che non descrive uno stato in luogo, ma va a postulare un vero e proprio moto al luogo, cioè un processo, un cammino, una pratica cooperativa che deve essere tale in tutte le sue fasi. Ecco perché uno dei metodi che il Sinodo ci mette davanti per poter fare sinodalità è saltato fuori, Anna l'ha detto bene prima, il discorso della corresponsabilità. Ecco, e attenzione, che l'appello che noi facciamo tutti alla corresponsabilità non è credibile se arriva troppo tardi o si arriva alla fine di questo cammino, di questo processo, quando si tratta di mettere sulle spalle degli altri idee e propositi concepiti in autonomia. Questa non è corresponsabilità. Ecco, la pratica allora della corresponsabilità si estende a tutto il cammino, in tutti i singoli momenti che sono stati citati prima, sia nella fase riflessiva come sia nella fase decisionale o operativa. Ecco, il vescovo Tonino Bello capovolge un po' l'espressione, in seguito dice: camminare insieme, la cambia, no? E dice insieme per camminare. Che cosa vuol dire questo? Quindi la realtà umana, l'umanità, l'umano si mette davvero in movimento a tutti i livelli. Quando si pone in relazione, quando accetta la sfida del confronto, quando compie un esodo da sé e si inoltra a cammini di fraternità.
Ecco, nella Chiesa andrebbe recuperata allora questa forza di questo avverbio insieme. Però attenzione, che insieme non vuol dire livellamento, non vuol dire penalizzazione delle varie individualità, delle varie capacità, dei virtuosismi personali, ecco. Possiamo continuare a dirli, no? Questi rimangono, anzi vanno promossi, vanno favoriti, ma tutto in un quadro di insieme. Ecco, prima è saltata fuori la parola sogno, no? Ecco, diventa importante allora la forza e la bellezza del sognare insieme. Io ho un grosso desiderio e sapete che se non c'è desiderio non si muove nulla. Vorrei avere delle comunità massi che sanno sognare insieme, che abbiano anche da litigare, ok, ma insieme. Sognare una comunità che si stringe attorno alla parola di Dio e all'amore del servizio che intende fare e lo condivide e si sporca le mani e rischia di suo e difende con tutte le forze il proprio stare in comunione. Questa è un'idea dell'enciclica di Fratelli Tutti, che dice così: ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la sua ricchezza, con la ricchezza della sua fede e delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Ecco, quindi c'è un'unica strada percorribile e non la deve fare gli altri, la dobbiamo fare noi. Vogliamo aiutare la Chiesa italiana? Vogliamo aiutare la nostra parrocchia a cambiare forma? Dobbiamo cambiare noi forma. Non possiamo pretendere che siano gli altri a cambiarla. Allora, la sinodalità non la dobbiamo andare a pretendere da Tizio, Caio, Sempronio. La dobbiamo pretendere dalle nostre comunità. C'è un'unica strada percorribile che possiamo fare per la Chiesa, ma anche per la nostra comunità, che è quella insieme oppure non si va da nessuna parte. È questo di cui noi dobbiamo, ecco, convincerci. Ecco, e allora diventa fondamentale lo stile. E ci sono diverse realtà che noi possiamo mettere in atto per creare questo stile. Allora si parlava di ascolto prima, ma l'ascolto
è un incontro di libertà che richiede umiltà, che richiede pazienza, che richiede disponibilità a comprendere, impegno a elaborare in modo nuovo le risposte. Perché questo? Perché l'ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, soprattutto quando ci si pone in un atteggiamento interiore di sintonia e, come si diceva anche prima, di docilità allo spirito. Non è quindi solo una raccolta di informazioni, l'ascolto. Non è neanche una strategia per raggiungere un obiettivo, l'ascolto, ma è la forma in cui Dio stesso si rapporta al suo popolo. Deuteronomio: ascolta Israele. Ecco, Dio vede la miseria del suo popolo e ne ascolta il lamento, si lascia toccare nell'intimo e scende a liberarlo. Libro dell'Esodo, capitolo 3. La Chiesa quindi, attraverso l'ascolto, entra nel movimento di Dio, che nel Figlio viene incontro a ogni essere umano. Quindi quando si parla di ascolto non vuol dire sentire, ci vuole un ascolto attivo. Non ascoltare gli altri per contraddire, ma ascoltare gli altri per capire il problema, per capire la realtà. E questo è efficace se c'è un clima di fiducia, se ci porta a vivere anche una confidenza. Ecco, attenzione, la nostra prima reazione di fronte all'affermazione di uno qual è? È una valutazione o è un giudizio? Ma non è mai, non lo so, dico mai, uno sforzo di comprensione. Ecco, quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, cosa facciamo? Tentiamo subito a pensare: è giusto, no, è una stupidaggine, è normale, oppure no, è scorretto, non è gentile. E possiamo continuare. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato di quella affermazione. E allora chi ascolta veramente corre il rischio di modificare se stesso, non di modificare l'altro. E allora ecco l'ascolto che diventa una vera interazione, è un ascolto autentico, che è un ascolto che mi trasforma. Ecco la sinodalità, parte da questo tipo di ascolto. Quindi non si tratta solo di ascoltarsi reciprocamente, ma di ascoltare insieme, come si diceva prima, no, lo stesso spirito. Perché? Perché parla a tutti, come si diceva. Attenzione, è facile dirlo. E questo non lo diciamo soltanto noi, ma lo dicono anche i vescovi. Nella relazione finale del sinodale dell'ottobre scorso, i sinodali confessano questo: non è facile ascoltare idee diverse senza cedere subito alla tentazione di ribattere, offrire il proprio contributo come un dono per gli altri e non come una certezza assoluta. Quindi questo che diventa estremamente importante e estremamente significativo. Allora proviamo a capire, prima di chiudere, perché ci sarebbero tante cose da dire, no?
ma è importante che anche voi, ecco, facciate il vostro lavoro, ecco, di gruppo, perché così avete modo anche di comunicare, perché sarebbero tante situazioni da dire, perché guardate che uno degli aspetti più importanti è il discorso della relazione, perché tutto si svolge non nell'attività, ma tutto si va a completare nella relazione che noi possiamo fare. E allora c'è un cammino che noi possiamo fare. Ho detto, dico altre due cose, ci sarebbero tante da dire, ma dico questo. Allora, quando si parla di cammino, no? E avete fatto una camminata, no? Vi levate le scarpe, no? Come ve le levate le scarpe? E basta. E te viene la voglia di acciapparle e buttarle via, no? Andarle a recuperare, oppure che ti ha fatto male, oppure che le spuzza, no? Ecco. Allora, il suggerimento, una battuta, che così ho un po' sognato. Non so se voi riuscite a completarla e dopo a ridarmi altre notizie ancora al mio sogno, che dobbiamo contemplare le nostre scarpe, perché le scarpe ci aiutano a camminare, ma sono anche i testimoni reali dei nostri passi, sono quelle. Ecco, non usiamo però le stesse scarpe per percorrere strade o sentieri difficili o facili o quando restiamo in casa. Ecco, bisogna usare bene le nostre scarpe, mettere le scarpe giuste per andare dove lo Spirito ci invita ad attuare il compito che Dio ci ha affidato. Ecco la sinodalità. Ecco la domanda: come usi le tue scarpe? E che scarpe calzi? Ecco, allora poi vi darò un fogliettino, no? Così, che mi è venuto, no, aspetta, che mi è venuto così in testa, no? Potete farlo in maniera diversa, no? Ecco, c'è un portascarpe con tante scarpe lì sopra, no? Ok? Un disegnetto. Poi ci sono tanti tipi di strada. Poi ci sono delle persone, voi vedrete come sono messe, e c'è una tenda, no? Che diventa importante. Ecco, a questa tenda io ho dato un nome. Dio ha piantato la sua tenda nella nostra umanità e la condivide. Allora, queste scarpe, per fare questa strada, che poi vi verrà data, deve avere un nome, e voi dovete prendere le scarpe giuste nella scarpiera, perché sennò la strada difficilmente riusciamo a completarla. E allora, per completare questo e arrivare a questa tenda, ecco, ci sono tanti nomi che possiamo dare. Io ve ne suggerisco alcuni, poi voi potete rifletterci sopra. Quale può essere la scarpa della collaborazione, quella del sostegno, quello dell'obbedienza, quello della comprensione, quello della critica, quello della missione, quella della conoscenza, quella dell'ascolto, quella della partecipazione,
e della comunione. Ecco, teniamo ben presente che abbiamo tutti una mente per pensare, un cuore per sentire, delle mani per fare. E allora le costruzioni che facciamo sono per crescere, le cose che impariamo per condividerle, le cose che facciamo per aiutare gli altri. Ecco allora che le decisioni che noi prendiamo sono decisioni che devono trasformarsi in azioni complete, altrimenti non va da nessuna parte, perché il cambiamento non è mai dato dalla buona volontà. Io posso averne tanta, ma non posso cambiare nulla. E termino con una battuta che può andare, credo, bene per la nostra vita, no? Nella Chiesa, come nella società, nei gruppi, come nel nostro movimento, i ruoli rischiano di diventare corazze dietro le quali ognuno difende se stesso e il suo piccolo territorio. Non facciamo sinodalità. Pensiamo al clericalismo nella Chiesa, quando il prete si pensa come factotum e in qualche modo rende inutili le figure ministeriali. Pensiamo a certe associazioni che fanno fatica nel ricambio delle figure apicali o dove dialogare non è facile perché i ruoli si sono irrigiditi e si gioca solo sulla difensiva. Costruire relazioni buone, aperte, fiduciose, collaborative, ecco la sinodalità, fa crescere la comunità e se cresce la comunità cresce la società e se cresce la società cresce la Chiesa. Si tratta allora di procurare ciò che vale di più, il meglio per gli altri, la loro maturazione, la loro crescita in una vita sana, esercizio dei valori e non solo benessere materiale. Mi sembra che non sia un decentramento questo da poco. Buon cammino.